Sono convinta che questo traguardo, conseguito insieme, sia il simbolo dell'Italia che vorremmo ovunque. L'Italia che decide, che lavora e arriva al traguardo. Viva l'Italia, viva il ponte! Emozionata il sindaco di Susegana per la riapertura del suo ponte. Emozionata ed orgogliosa che questa infrastruttura possa essere presa ad esempio da tutta l'Italia. Un cantiere durato oltre un anno per numeri e interventi descritti dal numero 1 di ANAS. Oltre 11 milioni di euro di lavori lungo i 430 metri della struttura composta da 20 campate. E per un cantiere chiuso altri sono in procinto di essere aperti in Veneto. Abbiamo in gestione 730 km di strade e stiamo investendo 920 milioni sia in nuove opere che in manutenzione programmata. Quindi a questo si aggiunge ovviamente la tangenziale di Cortina, che comunque sia è un impegno non da poco, perché i mondiali ci saranno nel 2021. Stiamo dando una mano anche alla provincia con le indagini che stiamo facendo sul ponte di Vidor, che è un ponte simile a questo, sul quale stiamo in qualche modo operando in analogia a questo ponte. E proprio dal Presidente della provincia c'è stato l'accenno alla viabilità che attende interventi e manutenzioni. Non è un traguardo questa inaugurazione, ma un momento di partenza rispetto ad opere che in provincia di Treviso sono cantierabili, sono già state rese note a chi di dovere e che si aspetta con positività essere finanziate. E tra le richieste più o meno velate al ministro Toninelli e al governatore Zaia, quelle dei risparmiatori truffati dalle banche venete che hanno pacificamente assediato l'inaugurazione. Ministro, porti la nostra voce a Roma. Certo. Risparmiatori veneti, l'ordinamento non porta. Abbiamo messo l'anima. No, non ci avete messo l'anima. 1,5 miliardi l'abbiamo messo. Avremmo fatto, se fossimo stati da soli avremmo fatto di più, non possiamo decidere tutto noi. in queste leggi, tanto volete da togliere.